No, secondo me Osimhen è giusto che in questo momento riposi perché comunque proviene da una Coppa d'Africa e si riprenderà al meglio contro il Barcellona. Allora, io penso che Osimhen si è comportato un po' male con la società, ma pure per la squadra, perché uno che va in Nigeria 2 giorni prima della Coppa d'Africa e torna due giorni dopo che è finita la Coppa d'Africa, per me sì, è un fuoriclasse Osimhen, però non si è comportato da uomo. Maggio Osimhen, un grande attaccante, non c'è niente da dire, però si è comportato troppo male. Tu ho visto la partita della Nigeria, dopo 30 secondi stai morendo a terra, giochi 120 minuti, vieni a Napoli, neanche in panchina vuoi andare. Sinceramente ci vuole un altro attaccante che non ha più voglia di giocare, però se va in Premier League non fa niente, ve lo dico già. Per quanto riguarda Osimhen, noi abbiamo, ogni tifoso di Napoli credo che abbia la sua. È un bambino, si è dimostrato tale, l'abbiamo trattato, l'abbiamo fatto diventare uomo e sta andando via da moccioso. Per quanto riguarda la situazione di Osimhen, vabbè, comunque è stata una scelta sua non essere convocato per oggi, perché comunque vabbè, è stata colpa sua che ha perso l'aereo, però si è stato fatto di tutto per portarlo in panchina, almeno in panchina poteva venire, poi che non è voluto scendere in panchina è colpa sua. Questa è l'unica cosa che non mi è andata giù di Osimhen. Osimhen purtroppo c'è la cosa divertente è che la società permette a lui di fare tutte queste scelte sbagliate, perché per un giocatore che percepisce 10 milioni all'anno è veramente assurdo il fatto che lui possa decidere di non giocare, soprattutto per tutte le cose che comunque abbiamo fatto per lui, anche per il fatto che comunque la settimana prima di partire per la Coppa d'Africa gli sia stata data un'altra settimana quando poi lui poteva comunque anche essere titolare nella partita contro il Torino se non sbaglio. Quindi per me è assurdo, sono assurde queste scelte e vediamo come andrà a finire.